Un sessantenne è stato estratto dalla sua camera avvolta dalle fiamme e la mamma, che è riuscita a lanciare l'allarme, soccorsa da una seconda ambulanza che l'ha portata via per accertamenti nell'ospedale di Portogruaro. Attimi di paura questa mattina poco dopo le 9 in un'abitazione di via Miris a Teglio Veneto, poco distante dal municipio dove è scoppiato un incendio. Sul posto, grazie alla telefonata della donna che vedeva il fumo uscire dalla stanza del figlio, sono giunti i vigili del fuoco che li hanno tratti in salvo. Sembra che il sessantenne fosse a letto quando è divampato il rogo e che non abbia sentito nulla prima dell'arrivo dei vigili del fuoco, che l'hanno poi affidato alle cure del SUEM. Mamma e figlio sarebbero fuori pericolo. La squadra è rientrata verso le 13 dopo il sopralluogo e le verifiche. Sul posto anche i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, l'incendio potrebbe essere stato causato da una sigaretta accesa. Il sessantenne potrebbe essersi addormentato e un tappeto e una tenda potrebbero aver preso fuoco.